Euroregione News. Sapori di Proloco 2016. La sagra delle sagre. Al vicepresidente della regione Sergio Bolzonello ho chiesto quanto ci costa questa vetrina. Io penso che non si debba dire quanto costa tutto questo, ma si debba dire quanto ci fa guadagnare tutto questo, perché le oltre 40 Proloco presenti, con l'indotto che generano e quindi con tutto quel valore che creano in questi fine settimana, danno sicuramente un qualcosa di importante alla regione Friuli Venezia Giulia. Ma non solo, c'è una promozione indotta del nostro territorio grazie all'enogastronomia che viene qui presentata, che è un'enogastronomia di eccellenza, non quindi un'enogastronomia di basso livello, e soprattutto vengono presentati anche tutti quelli che sono i prodotti della nostra terra, e quindi quello che mangiamo è frutto della produzione del Friuli Venezia Giulia, quindi una grande manifestazione che dà un valore aggiunto al nostro territorio e che lo rende competitivo nel panorama turistico di attrazione della nostra regione. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.